Buonasera a tutti, direi di iniziare. Fortunatamente l'importanza dell'oratore dal doverlo presentare perché non ne ha bisogno, dico soltanto che sono veramente onorato di averlo qui per il secondo dei dialoghi organizzati dal Museo Archeologico Nazionale e dal Comune di Cagliari, qui in questo luogo così importante per la città di Cagliari, che vogliamo sempre di più restituire alla cittadinanza. E saluto il signor Sindaco e lo ringrazio per la sua presenza e per tutto il sostegno dato a questa iniziativa. A questo punto cedo la parola al professor Bandinu, che ho avuto già il piacere di sentire in un'occasione e mi ha veramente affascinato molto, e quindi gli cedo la parola molto volentieri. Grazie. Grazie per questa occasione di parola e di ascolto, un dono del Museo e del Comune di Cagliari, nella prospettiva di un arricchimento di conoscenza e di sapienza. La parola antico, che cosa suscita in voi? Un'idea di lontananza o di vicinanza? Qualcosa di indeterminato o di ben definito? Qualcosa inesorabilmente trascorso? O qualcosa persiste e insiste anche nel presente? Dipende dalla relazione che ciascuno di noi ha col tempo, lungo l'asse passato, presente, futuro. Da questo rapporto col tempo dipende come noi oggi ci situiamo nella specificità del ora, qui. E abbiamo per fortuna oggi un esempio stupendo in questa basilica, la più antica di Cagliari. Ci parla ancora? Voi avvertite questo flusso del tempo? Qualcosa che ci appartiene, che è familiare in qualche modo ed estranea ad un tempo, perturbante. Potremmo ascoltare o vedere il nastro della memoria di questa basilica, le voci, le preghiere, tutto ciò che può raccontarci perché ora ci appartiene e noi la abitiamo. Abitiamo al presente ed è stato. C'è questa permanenza. Questa basilica ci dice del rapporto corretto, produttivo di senso, della relazione temporale passato-presente e ci pone come davanti a noi momento di speranza progettuale in una traiettoria dell'immediato futuro. Qual è il rapporto di ciascuno di noi col tempo della propria vita? È un passato ossessivo, pessimistico, di risentimento, il nostro, personale? O è un passato rielaborato, che si pone come giustificazione e valore del presente stesso, perché noi non siamo altro che il risultato del percorso esistenziale di ciascuno di noi. La metafora possiamo usarla per il tempo storico. Qual è il rapporto del popolo sardo con la sua storia? È un rapporto ossessivo che pesa su di noi, gravandoci, che ci riconduce a qualcosa di oscuro e di negativo?
O invece è un passato che rielaboriamo, che intanto cerchiamo di conoscere per valutarne i valori? Ecco, dipende da come noi ci situiamo in questa traiettoria temporale. Forse ci può servire per sintetizzare il rapporto tra memoria e ricordo. Ricordare è un riandare al passato. Quando avevo 10 anni, noi andiamo al passato e per lo più ho una nostalgia immobile, direbbe Nereide Rudas, o un risentimento, o anche una gioia, ma quel passato che noi ricordiamo non è veramente quello che è stato, perché è stato comunque vissuto tanti e tanti anni sino al mio presente. Dunque tornare a suo connotto, ritornare al conosciuto, è un bel sintagma riferito al momento in cui è nato, cioè alla lotta contro l'editto delle chiudende, ma non vale se riferito alla storia del passato. Il tempo è irreversibile, non si torna al passato e non c'è un connotto, un conosciuto, perché diversamente è stato. E quindi è come noi riusciamo ad elaborare, a rielaborare, a porli come linguaggio che noi oggi parliamo, secondo la forma del tempo attuale. Ma non vorrei insistere troppo su un'associazione di concetti e di sentimenti. Vorrei parlare di alcuni preziosi valori che per lo più non vengono considerati, perché è ovvio, noi sappiamo dei beni nostri archeologici, artistici, antropologici, musicali, gastronomici, ma non sappiamo molto dei nostri riti, della ritualità, di alcuni riti laici, perché sarebbe ricchissimo il discorso complesso dei riti religiosi. E vorrei toccare alcuni aspetti di questi riti, iniziando da quelli marginali che magari voi non conoscete tanto, ma che per motivi geografici, mi riferisco ai riti della Sardegna centrale, e il rito, per esempio, del canto a tenore. Il canto a tenore, 4 voci. La voce, su basso, sa contra, sa mesuoche. Negli anni 60, in quel processo troppo precipitoso di modernizzazione, veniva detto per il canto a tenore, persino nei paesi dei canti a tenore, pastorazza, cioè residui, forme rozze, che qualcuno rivalutava come il pittoresco di Gramsci. Ebbene, ascoltando questo canto, gli studiosi di musica e i musicisti, io ricordo nella chiesa di Avignone, questo di Biti del mio paese, e gli esperti, i grandi conoscitori di musica dicevano, meravigliati, da dove vengono queste voci? Si chiedevano perché non appartenevano alla musica nota, conosciuta, meravigliosa. È come se venissero da un altro universo e con caratteri e specificità così valide a livello musicologico, non come tradizione popolare, proprio a livello dello specifico musicale. Erano meravigliati, perché su basso e sa contra non sono voci dell'ordine vocale,
non sono voci di petto o di testa, sono voci ingorgate, voci che provengono dalle viscere e che nel percorso di rimozione passano in un processo di faringalizzazione, di pressione delle corde vocali, e sempre con difficoltà subiscono un processo di nasalizzazione e poi fuoriescono con una particolare apertura della bocca e delle labbra, secondo uno stile, secondo un linguaggio del corpo che è rigido, con gli occhi che guardano l'indeterminato. E allora questi studiosi osservavano queste voci, questi processi e questi linguaggi del corpo meravigliati di un bene che poi è stato riconosciuto dall'UNESCO. Eccolo un esempio di un disprezzare come relitto storico superato, rozzo, e diventa un bene inalienabile dell'umanità. Questo è un esempio che ci porta sempre a pensare a come noi non siamo capaci di valorizzare i nostri tesori, sotto tutti i punti di vista, di questo strano complesso di inferiorità, dell'altro che è sempre più valido e che è una disistima che ci impedisce di credere in noi stessi, come valorizzare questo, porlo come per situarci nel presente e porlo in una traiettoria operativa dell'immediato futuro, di un piede, di un passo che procede dall'ora, dall'adesso, per le ore successive, per il domani. È uno studio che Andrea De Plano ha fatto per 15 anni, uno studio meraviglioso di tratti distintivi di questi tenori che vanno da Olbia a Monti sino a Seneghe, per coglierne tutti gli aspetti. Voi lo vedete come monotono e uguale, ma in realtà ha tratti distintivi continui, per cui il tenore di Biti e di Urune è diverso da quello di Orgosolo e di Fonni, ma molto diverso nei tratti specifici di sillabe, di bo, ba, bi, e di emissioni di fiato, di modulazioni di voce. Un altro aspetto importante è il canto, la poesia improvvisata. Ma voi vi rendete conto come nasce la poesia? Ma voi avete mai assistito alla nascita della poesia? È un miracolo. Paolo Pillonca diceva: questo mysterium anno. 3 cantatores, viene estratto a bigliettini un tema, il numero 1, il numero 3 e il numero 7. E per 2-3 ore cantano l'1, il 3, il 7, improvvisando. Ma improvvisando in un alterco poetico dove l'uno ascolta l'altro e risponde in merito, è attento alla costruzione del verso e dell'ottava, in un processo ascensionale sino al distico finale che quasi chiude con un proverbio ricco di senso e completa l'ottava. E con la rima, che non è, come alcuni dicono, la rima blocca la libertà del canto. Nel caso dei cantatores la rima è produttiva di giochi linguistici, scatena una capacità di ritorno, di riflusso, di retrograre secondo modelli ancestrali. Paolo Pillonca, leggendo Zosinnos di Michelangelo Pira, scritto in Vittese, trovava in ogni pagina moltissimi endecasillabi, come un ritmo musicale del parlare sardo. E questi poeti inventano la parola, il verso, il ritmo, l'ottava, e non fanno rima col participio passato. Beh, facile.
annato, torrato, torrao. No, bisogna trovare una rima significativa, un trobar clus. E c'è il verbo nostro, cus isciti, trovare, cioè sapoetare, trobar. Inventare la poesia. Come possiamo noi abbandonare questo dono, questo misterio? Come nella scuola gli alunni hanno mai assistito alla nascita della poesia? Non è la poesia dove il poeta ritorna, riprende. Lo stesso Leopardi, tu ricordi, tu rammenti, tu rimembri. No, lì il gioco è dell'immediatezza. Da dove viene quella parola e dove va? E ciò che colpisce è l'ascolto. Io ricordo nella mia infanzia, nella piazzetta del mercato, pastori analfabeti in senso della scuola ufficiale, ma di grande cultura antropologica, e poeti essi stessi, la capacità di giudizio. Forse non sta andando bene, non sta andando bene. Guarda quello come ha chiuso l'ottava. E sapevano valutare il linguaggio. Chi sa valutare il linguaggio se non ha cultura specifica letteraria? Ma no, sono dei letterati, sono dei critici di grande valore che hanno familiarità con la parola, col verso, poeti essi stessi e perciò giudici inesorabili. E il premio va da parte della platea che dice: questo è il migliore. A voi sembra che questo sia un'eredità di poco conto? Solo la poesia ci può salvare. E ancora un altro rito, le maschere. I mamutones di Mamujada, i bois e Merdula Liotana, i turpos di Orotelli, per prendere quelle più classiche, ma sarebbe il bundo di Oran, Giurf di Fonni o Giurso su Mammuzzone di Samugheo. Ma per dire di queste tre tipologie di maschere, non appartengono al carnevale, a meno che carnevale non voglia dire carre seccare, cioè fare carne, tagliare carne come rito che immola qualcosa per gli dei. Ma è un rito sacro. Non è nulla a che vedere con le maschere della storia dell'arte. Non è Arlecchino che si mette una maschera, se la toglie ed è Mario Bianchi. No, le maschere tragiche della Sardegna centrale, una volta che tu hai fatto il rito del mascheramento, che è un'iniziazione del corpo per una metamorfosi, tu non sei più un uomo. Il boe di Otana, attraverso la vestizione, che è rituale, che nel processo della vestizione avviene una metamorfosi, per cui alla fine quando tu metti la maschera non sei più un uomo, sei un animale Dio. Siamo nella dimensione oltre l'humanitas. Carlo Ossini, un filosofo sardo di Ostieri, di Tula per meglio dire, originario di Tula, diceva appunto a Venezia, un libro delle maschere sarde con quelle veneziane, diceva: queste maschere di cui tu parli, mi diceva, sono secondo me una volontà di indiarsi, usando un verbo dantesco. Non è solo di comunicare con gli dei, ma di diventare in questo processo di proiezione, di metamorfosi. Sussurpo
che vuol dire il cieco, di Orotelli, che segna il viso con la fuliggine della corteccia del sughero, il fuoco. È surp per comunicare con le divinità, perché con le divinità non si comunica nella dimensione ovvia dello sguardo. Bene, Mosè lo sa nel Monte Sinai. Non puoi guardare. Per comunicare con gli dei devi diventare cieco. E così quel rito dei mamutones che avete visto nella sfilata mammuyada, osservate il linguaggio del corpo, il camminare sghembo, il salto impastoiato. Quel salto impastoiato è un blocco. Come nel loro linguaggio il colpo di glottide, per così dire. C'è un blocco nella voce che viene dalle viscere, è rimossa, è negata. Quella ritualità solenne, drammatica, che certamente gli antropologi tentano invano di spiegare, eppure vengano le varie opinioni, o di veste di turco, dei saraceni fatti prigionieri, ma siamo ben oltre quel tempo. Quelle maschere e le maschere appartengono anche al preagricolo, per quanto molto hanno di agricolo, al periodo della caccia e della pastorizia, della protometaurina nella cultura e nell'architettura. Guardate, la trona di Ottana, c'è la protometaurina nella chiesa romanico-pisana. E ben altro ancora precedente nella storia. Il rapporto con l'animale. Diventare un bue. Ecco, vedete, questo è un tesoro antropologico. Ci sono quegli antropologi, purtroppo, che dicono ne fate una questione con queste maschere. Le maschere ci sono in tutto il mondo. Ma il canto a tenore, ma il canto anche nel Caucaso. No, ma non ci mancherebbe altro che sia un'esclusiva sarda. Certo che questo è un merito, sono comuni all'Humanitas. Il problema è quali tratti identitari questi acquistino nella dimensione antropologica sarda. Quali spirito interiore vissuto nell'espressività coreutica e del canto. Guardate le maschere di Mamuyada. Non c'è canto, non c'è voce, non c'è parola. Solo il rumore dei campanaci e il battito del piede nel saltello. Uno stato primigenio. Siamo dentro l'Humanitas e le donne affacciate alle finestre da dietro la tenda dicono: sono usciti. È arrivato il tempo e sta arrivando su tempus. E sta arrivando su tempus. Non c'è soggetto. Sì, su tempus, ma e sta arrivando. Sono usciti. Torna. E ogni ritorno è nella dimensione del sempre nuovo, dell'inedito. Anche questo è un relito, io lo uso nel senso più alto, più sublime. Relito del tempo, vissuto ora. E perché le due torri di Ottana, che erano torri del nero fumo, cosa ci dicono? Col nero fumo dei turcos di Orotelli. Com'è che questo nero fumo ritorna nella storia della Sardegna? Cosa dicono? Cosa dice questo nero fumo per cui una lucertola non c'è più al sole sui muri di quelle torri? Né un uccello si avvicina. Questo è nero fumo della storia.
questo ritorno di esperienze drammatiche, questo non prendere coscienza. Perché il discorso fondante è che questo passato torna al presente e ci porta a prendere coscienza, cioè a situarci. Dunque noi siamo qui. Per dove? Un ultimo aspetto fra i tanti, la lingua sarda. È stato detto dai linguisti, è stato detto, una lingua rozza. Lo stesso Wagner, a cui noi dobbiamo erigere statue di riconoscimento e di ringraziamento, dice la lingua sarda, essendo una lingua agropastorale, non è capace di elevarsi a livelli alti, per esempio non è capace di astrazioni. Grande merito di Wagner come glottologo e anche forse come filologo. Ma possibile che non si situasse nella filosofia del linguaggio, nell'antropologia del linguaggio, nella linguistica, nella semiotica del suo tempo, da Heidegger in cammino verso il linguaggio sino a Jacobson e ad altri, a tutti, da De Saussure sino... Ma parecchi che dicevano ogni lingua è capace di parlare il mondo. Ma non dico il sardo che ha nel vocabolario che abbiamo curato noi della linea di Pudru, sono 130.000 vocaboli, ma anche una lingua di 20.000 vocaboli dell'Africa centrale è capace di parlare il mondo. Certo che la ricchezza del lessico è espressiva, ma non è detto che paralizzi la capacità di costruire. Con 7 note, abbiamo Mozart, Beethoven, Bach, Verdi, 7 note. La forma combinatoria. Il linguaggio non è solo l'aspetto della selezione del linguaggio. Quando adesso io sto parlando e sto scegliendo parole. Non so da dove le sto scegliendo perché non ho una scaletta mentale chiara. Il linguaggio mi parla e procedo attraverso il linguaggio, ne sa più di me, della mia mente, perché è il linguaggio che mi parla, io non sono padrone del linguaggio. Il linguaggio ne sa più di me. Ebbene, il sardo è la combinazione, è l'asse sintattico del linguaggio, cioè l'asse combinatorio delle parole, per cui Dante scrive la Divina Commedia con 21, 24 da A a Z. Com'è possibile? Ed ecco allora che non è vero che il sardo è povero, non è vero che il sardo è una lingua causale, cioè riferita alla cosa, per cui io la parola coltello resorgia e l'oggetto resorgia. C'è un rapporto così diretto che quasi è un unicum, ma non è vero. Io ho trovato 10 metafore sulla parola resorgia, che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto. Per esempio, affaeddate in punta e resorgia. Una persona ha parlato in punta di un coltello patavese. Punta e lama. Per dire ha parlato finemente. C'è una ricchezza espressiva, perché il linguaggio, per conto suo come linguaggio, non ha più a che fare con la cosa che rappresenta. Una volta che l'ha rappresentata la cosa scompare. Quando voi vedete un film, il linguaggio filmico che si fonda sui due aspetti e caratteri specifici dello specifico film, l'inquadratura e il montaggio, risponde alle leggi filmiche dell'inquadratura e del montaggio, non ha più niente a che vedere con la realtà che rappresenta, con quella storia, con quel romanzo, con quella vicenda accaduta a livello tridimensionale, non appartiene più, è autonoma nella sua specificità costruttiva e creativa. Questo Wagner doveva sapere. E c'era nella cultura di allora diffusissima. Per cui il sardo è capace
di inventare, di parlare il mondo come un'altra lingua. Io questo mio parlare ve lo posso fare in sardo. Ecco allora, ma noi è una lingua rotta. Ma nel 2020 quello vuole riproporre il sardo? Cannergai non va medio. E quindi è la stima o la disistima di noi, del nostro parlare, del nostro linguaggio, del linguaggio come le cose ci parlano, cosa dicono, cosa raccontano, qual è l'effetto di parola in una dimensione dell'ascolto, ma di una disponibilità all'ascolto, di una educazione all'ascolto, come la parola risuona e mi dà ricchezza, perché se non risuona, se non fa eco, la parola è un luogo comune. Com'è che nella sua gratuità arricchisce? Ecco, quindi, come tutta la ritualità del parlare, e come noi parliamo, esprimiamo oggi parlando in sardo, noi esprimiamo tutta la nostra storia del passato. Noi usiamo sempre la negazione, non affermiamo quasi mai. Parlando in sardo, noi usiamo sempre il verbo sembrare. Mi parete, mi parete. Salutando un amico poc'anzi, uscendo da casa, mi saluta. Oh, ciao, ite parimus. Ite parimus. Come stai, voleva dire. E tutti salutano così, ultimamente, nel mio paese. Ite parimus, cosa sembriamo? Voi immaginate, a Milano io incontro uno e gli dico, oh, ciao, come sembriamo? Ite parimus, e l'altro risponde, paret che stiamo bene. Sembra che stiamo, come sembra? Perché sembra? Sto male, sto bene, ma così più o meno. Ma sembra, in che senso? A me sembra che io stia. Con un condizionale a volte. Pare che diamo di stare bene. Ma bisogna chiedersi perché. E comunque, perché apriremo un discorso a me molto caro, ma complesso e lungo, ciò dice della complessità del parlare, non della semplicità e della rozzezza, ma della raffinatezza. Perché negare è sempre più complesso che affermare, a livello di gioco linguistico, a livello di autocoscienza della parola. Perché io dico, questo è vero. Noi non diciamo Antonio est intelligente, semplice. Antonio, soggetto, est, copulo, intelligente, nome del predicato. Noi diciamo, non è stonto Antonio, no. Come? Ma è più facile dire, Antonio è intelligente, sono d'accordo, sì. No, è più complesso il discorso, perché in riferimento a una prima affermazione io gioco linguisticamente in una negazione complessa. Ma dov'è la rozzezza e la semplicità della lingua? Casomai ha un'articolazione ancora più intensamente ricca. L'hai visto Antonio? Isto l'asa Antonio. Mi pare che l'ha visto. Mi sembra che l'ho vista. O me spassi disse, o mi è sembrato che fosse lui. Ma scusa, dimmi, sì, l'ho visto? No, non l'ho visto. No. Oh, ciò la dice lunga, analizzando a livello psicanalitico il discorso che io faccio, ma in un altro contesto. Ma a me interessa ora dirvi di come questa lingua sia complessa, sia ricca, perché i sardi sono pensatori in eccesso, sono degli analisti terribili, non gli sfugge nulla.
purtroppo non tradotto in azione e in opera. Ma questa capacità di analisi. Steiner ha osservato che l'umanità, nel linguaggio, nel parlare, gli uomini avevano bisogno di inventare il congiuntivo, perché il congiuntivo rimanda ad una possibilità d'essere, perché non si accontenta del suo essere a livello denotativo, rimanda a altrimenti. Ecco il congiuntivo che lancia la possibilità. E ancora Steiner analizza il condizionale. Noi poniamo le condizioni per un'affermazione. Placido Cherchi per primo in Sardegna ha portato questo discorso in riferimento al sardo. Forse il congiuntivo non è poi tantissimo usato, anche se abbiamo questa dimensione del poter essere, ma il condizionale è di noi siamo maestri delle ipotetiche. E noi stato che riferite al passato, se noi successo cosa, se non fosse successo quello, oggi non saremmo. Ipotetica del terzo tipo, riferita al passato, riferita al presente, riferita al futuro. Perché per noi l'ipotetica è dominante? Perché poniamo condizioni comunque sempre per fare, per procedere, per dire? Perché abbiamo questo blocco, questa rimozione che impedisce di esprimere tutta la nostra ricchissima capacità espressiva? Mi devo rendere conto del tempo se ho solo 10 minuti tocco e sfioro altri aspetti. Il concetto di omine nella cultura sarda è altissimo. Omine, binnata o non binnata? Cinesti omine o no? Tu puoi essere presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, delegato di un'impresa, di una grande multinazionale. Ma omine non binnata. Terribile questo detto sardo. Uomo non ce n'è. Omine è più virri che non uomo. Cioè parla di un'eccellenza dell'humanitas. Omine non binnata. Eccolo questo fantasma di parità nell'antropologia, direi meglio nella psicanalisi sarda. Tu e non sei il mensum de me, io non so mensum de te. Io non sono migliore di te, tu non sei migliore di me. Semus paris. Sì, tu sei ricco, potente, intelligente, studiato, ma c'è un livello base di humanitas per cui noi siamo paris. Nel gruppo sardo, anche il gruppo delinquenziale, non esiste il capo. E se uno si erge a capo, gli altri 4 o 5, di un atto delinquenziale, di un sequestro, gli dico, oh, ma tu sei tu, e io sono io. Non c'è il concetto di articolazione mafiosa. Semus paris. E questo concetto è di grande interesse. Certo, il fantasma di parità ha un rischio nella società capitalistica, perché tu devi stare in tretos tuos, tu devi stare dentro il tuo spazio. E no. E così non c'è un capitalismo di investimento infinito, merce, denaro all'infinito. Che tu non che dovrebbe essere, non devi uscire dal paris. Questo è un limite di tipo in una società capitalistica. Sarebbe lungo questo discorso dell'omine, ma mi soffermo su un altro. Il concetto di omine ci rimanda lo stesso al concetto di femmina.
una femmina, binnechere ta facchiromine, ce ne vuole a farsi uomo. Non basta una vita, si fa che femmina, a farsi donna. Quindi uomine e femmina visti in un processo di esperienze che percorrono l'esistenza e non arrivi mai, pur in una lunga vita, a un raggiungimento possibile, soddisfacente, come percorso continuativo. Ho un altro concetto meraviglioso, il concetto che la lingua sarda ha di natura. Altro che immersione nella natura. Il termine paesaggio è bellissimo, no? Il paesaggio caratterizza il paesaggio toscano. Studiate una storia del paesaggio persino del paesaggio psicologico, ci sono studi meravigliosi di una psicologia del paesaggio. È stupendo, il concetto di panorama è più debole, ma in sardo non esiste né paesaggio e tantomeno su panorama. Perché la natura è la sessualità femminile procreatrice. Se esiste una civiltà che ha un concetto di natura così sublime. Non è qualcosa di esterno, di panoramico, pan-orao, vedo tutto. Noi diciamo, se vedi tutto, c'hai gli occhi sbarrati, non vedi nulla. Lo sguardo sardo è uno sguardo obliquo, non è mai uno sguardo frontale a occhi pieni, resallampanato. È uno sguardo che ha una traiettoria obliqua e che mette a fuoco, perché solo con uno sguardo obliquo e una messa a fuoco tu cogli il segreto che io so leggere nelle tue ciglia, nelle tue sopracciglia. È altissimo, è bellissimo questo concetto di natura. E quando io a mio padre pastore dicevo, nel nuraghe di Puntasadonna, in territorio di... Vedi la marina si vede persino la marina di Posada, la marina di Budoni. Guarda che meraviglia questo panorama. Ah boh. E mi diceva, guarda giù, vedi quella valle lì? Lì si può seminare orzo, forse grano no, ma orzo sì. E passando in quella salitina, lì c'è una fontana e più su c'è un bosco dove non entra la luce. È il concetto di paesaggio come percorso del piede del passo, dell'esperienza del corpo e della mente e della memoria e del rapporto non immerso nella natura, ma tu stesso in connessione, tu stesso natura. Non questo evanescente concetto delle città avvelenate che poi vanno e finalmente si immergono nella natura. Mi sarei curioso di capire veramente cosa vuol dire questa immersione nella natura. Eccolo il concetto di natura. Ancora. E vorrei chiudere ritornando a una dimensione del museo. Nel mese di agosto, nel sito archeologico di Romanzesu, nell'Altiti, abbiamo parlato di un tema, la donna, l'acqua, la donna, la luna, un discorso al femminile. Eravamo seduti sulla vasca, c'è il pozzo sacro e la vasca delle abluzioni, dei riti, sulle gradinate, nella notte più fonda. E parlavamo dell'acqua, una dea al femminile, del pozzo sacro, e della sacerdotessa, che probabilmente era appunto una donna che amministrava, e della luna, per eccellenza, come flusso dell'esperienza femminile. Ebbene, senza notte, noi avvertivamo questa presenza
questa affluenza del tempo. E accanto a ciascuno di noi pareva che ci fosse un'altra presenza di oltre 3000 anni prima, eppure presente. Interessante toccare alcuni aspetti o anche gli aspetti che non ho detto e che vi sembrano delle esperienze, delle emergenze di qualunque tipo, architettonico o antropologico della Sardegna, come ricchezza che ci serve per un presente. Grazie infinitamente per questa splendida lezione. Sono veramente senza parole, quindi mi astengo dal commentare, perché è veramente un discorso del quale penso nessuno di noi abbia perso neanche una parola. E naturalmente se ci sono interventi basta alzare la mano o io oppure il service darà un microfono. Chi seminara chi devo dare. Allora, io intanto ringrazio Bachisio Bandino, che tutti stimiamo, ma oggi, devo dire, ha superato un zì. Allora, ciò di cui lui tratta in questo luogo è probabilmente una sindrome di disconoscimento continuo. Questa pratica di disconoscimento che i sardi hanno, ovvero sarebbe ingiusto dire i sardi hanno, le classi dirigenti che hanno intermediato con l'esterno hanno, in realtà basterebbe partecipare ad alcune iniziative, come Bachisio Bandino ci ha detto, e uno scopre che l'antico è un irriducibile senso che i sardi hanno. Settimana il professor Cucca ci ha detto che i sardi sono portatori di un DNA molto antico, quindi geneticamente sono databili in una progressione che ormai senza soluzione di continuità è di 10.000 anni. Quando noi abbiamo fatto l'università, io e prima tu, la datazione più antica era 3500 a.C. e ci sembrava molto strano in una generazione che si sia arrivata a collocazioni cronologiche dal punto di vista sia del DNA che dell'archeologia così importanti. E tuttora non abbiamo il coraggio di dire che io sì, che sono sempre stata una trivida, che il periodo nuragico è pienamente urbano. Quando andammo a Micene, io dissi tutto qui confrontato a un qualsiasi nostro e nessuno osa dirlo. E la Ceruti andava in giro con la ceramica micenea, no? Chiedendo a tutti: ma questo che cos'è? Oggi la ceramica micenea è dovunque. Allora, il punto è questo. Questa sindrome del disconoscimento in un luogo come questo, che è un luogo in queste forme realizzato, ricostruito dai provenzali, dai benedettini che sono arrivati nel 1089 da Marsiglia per 2 secoli e mezzo, e precedentemente Fulgenzio aveva qui uno scriptorium dove si riproducevano testi sacri.
In quella fase dove la Sardegna sarebbe sparita dalla storia, in realtà abbiamo avuto 2 papi cagliaritani. Quindi questo disconoscimento continuo deve essere spiegato, deve essere, come dire, questa ossessione ogni tanto di diventare nuragocentrici come adesso, che è una delle più grandi negazioni addirittura. Stai spezzando la storia, la stai in qualche modo compartimentando in maniera quasi strumentale, quasi elettoralistica, eccetera. Ecco, c'è un nesso che noi possiamo in qualche modo trovare, perché comunque una spiegazione ce la dobbiamo dare. Placido non c'è più, Placido Cherchi ne ha fatto un tema, di approfondimenti. Chiunque di noi abbia avuto un rapporto con lui, su questo si è confrontato, io stessa ne ho scritto molto. Questo disconoscimento così ossessivo a volte, che ci ha portato anche a negare la lingua madre, deve avere in qualche modo, questo nostri dialoghi vogliono iniziare questa discussione. Noi l'abbiamo deciso come museo, devo ringraziare il direttore che così si è dimostrato disponibile a voler discutere, essendo lui un isolano, ugualmente un siciliano, a dire noi questa roba la dobbiamo tematizzare, perché il disconoscimento così, con questa credine, in realtà non ha uguali in un orizzonte. Analizzando il nostro modo di parlare, perché nel linguaggio c'è tutto. Il linguaggio, dicevo, noi non siamo padroni del linguaggio. Il linguaggio ci parla e racconta la nostra storia. Perché parliamo così? Allora a me pare di capire che i sardi nel processo di sudditanza, dominazioni straniere, non abbiano elaborato un proprio linguaggio. Un linguaggio, voglio dire, che nasce come esperienza attiva, dinamica di un loro parlare la storia. E quindi non hanno accettato il linguaggio dominante e hanno inventato un linguaggio di negazione del linguaggio dei dominatori, ma non hanno avuto modo di esplorare e di confezionare un linguaggio proprio impositivo, come frutto di proprie scelte e di proprie del loro essere nel mondo. Questo processo ha creato poi, sì, tutta una storia della lingua sarda, che è interessante, dicevamo, dal punto di vista della complessità, però ancora ci dice che siamo stati sempre in una posizione di negazione dell'altro per non farci assimilare. E infatti noi non siamo stati totalmente assimilati, pur in processi infiniti di combinazioni e di creolizzazioni, ovviamente, di compromissioni, è chiaro. Però è rimasto il linguaggio non è una spia, questa difficoltà nostra a creare un linguaggio improprio, cioè proprio. E invece a porsi nella storia, come ci siamo posti sempre, come in un linguaggio di negazione, per salvare in qualche modo una nostra identità. Potremmo dire che in questo senso si può collocare la costante resistenziale di Lelliu, in questa prospettiva si può porre i vinti ma non convinti di Cicito Masala. Però è in questo senso, ecco l'ipotetica, il condizionale. Faccio una cosa a condizione che. In questo senso il mi pare, mi sembra. E però noi dobbiamo porci invece questo riacquistare noi oggi, proprio alla luce di questa esperienza linguistica, di riconquistare, senza perdere la possibilità del congiuntivo e del condizionale, che sono oggi più che mai importanti nel mondo oggi della globalizzazione, porre condizioni, per non farci inghiottire totalmente dai 5 grandi poteri che producono cultura, merce e denaro, dei 5 mostri dei network mondiali che formano il nostro pensiero e i nostri sentimenti.
Quindi noi non perdiamo il congiuntivo come possibilità d'essere altrimenti, ne perdiamo il condizionale, come io accetto la modernità a condizione che, per esempio, non umili la mia humanitas. Però impadronirci anche del presente indicativo, che noi usiamo poco. Noi in sardo non diciamo, adesso io se me ne vado, io non vi dico, mi incanno, me ne vado. No, io vi dirò, parete che mi inchedi andare, sembra che io me ne vada, sembra che io me ne possa andare, addirittura. No, noi dobbiamo conquistare il presente indicativo. È un messaggio politico evidente. L'indicativo dice di un fare, di una responsabilità del fare nel presente, di un affrontare il presente senza rimandarlo e senza porre condizioni, o anche rimandandolo e ponendo condizioni, ma intanto attualizzandolo, perché il presente indicativo è il presente intanto, ed è il presente della responsabilità. Io sono responsabile quando dico io ho visto Antonio, anche se ciò mi costa un processo. Mentre mi pare che l'apoido mi salva da un'eventuale responsabilità. Ecco allora, alla luce di esperienze storiche, noi teniamo, rivisitandolo e rimodulandolo, i processi conoscitivi dei nostri linguaggi, del rimando e della condizione. Ma anche ci impadroniamo di una soggettività del presente che è una soggettività politica, di una identità economica sarda, di un'identità ambientale sarda, di un'identità turistica sarda, di un'identità territoriale sarda, di un'identità musicale sarda. Perché quel ragazzo studente che sta cantando a tenore nel mio paese è un appassionato di jazz e ama la tromba del nostro grande berghidese e il sax di Murgia, Nuoro, e di Paolo Fresu, che berghida la tromba. E quindi c'è una ricchezza per cui io, nell'ascoltare un tenore, nel cantare, ho vibrazioni, sentimenti, identitari particolari che non sono in conflitto con tutte le altre musiche, con tutte le altre sonorità mediterranee ed oltreoceano, perché la mia capacità di ascolto e la mia ricchezza musicale si arricchisce da questa molteplicità. In più c'ho un'aggiunta che altri non hanno, che è la mia musica etnica, e che Peter Gabriel ha posto il tenore tra i pareti della musica etnica a suo tempo. Ecco, questa ricchezza complessiva ci dice: noi siamo orgogliosi dell'avere grandi risorse, del passare dal concetto di patrimonio al concetto di bene, al concetto di risorsa, perché la risorsa è nell'ordine dell'investimento, è nell'ordine di un meccanismo produttivo aggiuntivo di senso e di ricchezza. Allora questo si ottiene col fare. I miei 20 anni di Lombardia mi hanno fatto capire qual è il presente indicativo dei Lombardi. Io faccio, io opero. Noi invece pensiamo e siamo abilissimi, ed è bene, però c'è un avvitamento del pensiero che si articola e si avvita verso un infinito improduttivo invece che liberarlo nell'operazione, nell'atto. E il presente indicativo ci dice questo. C'è un'opera di rielaborazione della nostra antropologia a tutti i livelli, economico, culturale, sociale, per impadronirci di una coscienza, che è una coscienza identitaria comunicante con altre identità. Mai usare l'identità da sola, che è chiusura. Identità è relazione. L'identità dell'altro è importante quanto la mia identità e perciò mi pongo in relazione. Pluridentitari. Questo argomento è di grande attualità oggi. Perché oggi, da una ricerca su 6.000 studenti di tutte le scuole superiori della Sardegna, Cagliari, Sassari,
Dolbia, Nuoro, Oristano, Betti, Dorgali, 6.000 studenti delle superiori, 40 domande, una ricerca e risulta che non c'è traiettoria dell'asse temporale passato, presente, futuro. C'è un presente che determina se stesso. Il passato non mi interessa, il futuro neppure. Non c'è orizzonte, non c'è traiettoria temporale. Il presente mi ingloba nella sua totalità. È il presente che conta. È un'esperienza frenetica che non mi lascia manco il tempo di pensare, di dubitare. Perché c'è tale ricchezza di stimoli che vivo dentro questa stimolazione continua in un procedere, in un continuo essere attivo, ma attivo in una specie di cerchio che si chiude in se stesso, non in una spirale che sale e che pone la proiezione temporale. Oggi la questione che stiamo dibattendo dell'antico, cioè dell'asse temporale del passato, del presente e del futuro, è l'argomento più importante a livello educativo, intellettivo ed emotivo dei giovani. Come procedere in questo senso? Come riaffermare l'asse temporale, partendo da una coscienza stessa di sardità, perché ogni volta che si parla di identità sarda ci sono sempre queste intelligenze luciferine che mi dicono: ma tu quando la smetti di tornare al passato? E bitorrat. Non ti porto anche dai nuovo, diciamo a Bitte, non ti posso fare da capo. Il mio è un discorso del futuro, è solo del futuro. Mi interessa il passato perché mi interrogo oggi chi sono, chi siamo noi sardi. Dove stiamo andando? Cosa c'è? Abbiamo noi di speranza progettuale? Ditemelo. Dov'è lo slancio, la carica vitale? È questo che mi inquieta. Altro che malinconie del passato. E che se io mi situo come coscienza, impedisco che avvenga ciò che è avvenuto nell'Ottocento, ci hanno distrutto i boschi da 800.000 ettari a 120.000, 4 quinti dei boschi tagliati. Una risorsa rubata alle miniere, non a profitto dei sardi, le miniere tra le più importanti d'Europa, non a profitto, rubate. La industrializzazione petrolchimica, la chimica di base, senza promuovere nessuna attività nuova di imprenditorialità, ci ha rovinato. Oggi la Sardegna per chilometri quadrati è la più inquinata d'Italia. Per fortuna che sono solo poli, ma è la più inquinata d'Italia. E quella sciagurata di biomasse da mettere tutta la Sardegna a cardo e a canne. E ora ci stanno rubando il sole e il vento, la questione terribile dell'energia. Ma noi besemos o non besemos? Qualche altra considerazione?
Se non ci sono altre domande o considerazioni, direi che possiamo salutarci, ringraziando davvero il professor Bandino per questa bellissima lezione che, almeno per me, è un insegnamento di quello che il museo deve essere nei rapporti con la società civile, quindi è una grandissima lezione sotto tutti gli aspetti. E vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie.